Ciao Carmine, buonasera. Ciao lo sguardo, ciao Max, ciao Mattia, ciao a tutti ragazzi. Ciao Gabriele, ciao a tutti ragazzi, come state? Ciao Miguel, tutto a posto, voi raga? A Roma va un po' così. Diciamo che stanotte sono andati in tilt parecchi supermercati aperti 24 ore. Ciao Daniele, però sì, abbastanza bene, dai. Lo so, Miguel, purtroppo questa è la situation. Probabili playoff scudetto in Serie A, leggevo, ma sinceramente per quello che penso io non mi pare il caso per adesso di continuare a giocare. Non ne vedo la necessità. Per come la vedo io. Però sugli ultimi eventi, in che senso, Daniele? Su quello che concerne il coronavirus in Italia? La gente è scappata da Milano e stanno aumentando i casi in Sardegna. Ti capisco, Mattia. Ciao Chris, ciao carissimo. Purtroppo c'è stata questa migrazione dal nord. Ah, sul campionato. Beh, il campionato per adesso è sospeso fino al 3 aprile. Poi bisogna vedere se ci sarà una proroga della sospensione, se decideranno di sospenderlo definitivamente. Tutto dipende da come, da come continuerà la situazione del coronavirus. Sta tutto lì. Sono a Milano in smart e finalmente riesco a vedere una tua live. Ciao Mario, mi raccomando, fai toccata e fuga, non sta troppo in giro, pure se si tratta di sta in macchina, eh. Ciao Christian. Poi io vivendo nel sud della Sardegna adesso ci sono solo milanesi e piemontesi. Pensa un po'. Si è invertita la cosa. In Sardegna solo a Nuoro ci sono una quindicina di contagiati, tutti medici e infermieri. Partito tutto da milanesi che sono andati nelle seconde case, era l'isola più semplice da isolare. Lo so. Speriamo non ci sia un calo di sta cosa, perché io sto giocando perché anche io sto giocando a calcio, quindi. Beh, non lo so come gestiranno. Ah, smart working, ok, ok Mario, ok, allora avevo frainteso, pensavo che ti riferissi alla macchina. Eh, non ci fanno più uscire, lo so Christian, ma non è che non si può più uscire, si può uscire ma è meglio non farlo se non strettamente necessario. Ecco, semplicemente. Io per esempio oggi sono uscito con tutte le accortezze del caso, nel senso, purtroppo non avendo la mascherina avevo lo scaldacollo fino a qui, c'avevo i guanti, quindi con tutte le accortezze del caso, però sono uscito. Infatti, regà, è stranissimo, sembra veramente di stare dentro un film, veramente, è una sensazione stranissima. Mi domandavo, in caso di campionato annullato, Zenga rimarrà al Cagliari? Non lo so, non lo so, non ne ho idea. Poi non capisco il nuovo decreto, si può uscire di casa solo motivando lavoro eccetera, ma si può andare tranquillamente al parco a fare sport. Beh, però comunque se tu penso che comunque i parchi, zone di questo tipo vengano controllati.
cioè lo do per scontato, credo. Quindi presumo che comunque, anche se uno vuole andare al parco a fare sport, ci sia la polizia e senza autocertificazione tu non puoi stare lì. Credo, perché io non lo so. Fanno uscire per motivi necessari, lavoro per fare la spesa. Esatto. Io infatti prima sono uscito perché sono andato a stampare l'autocertificazione per mia madre, perché comunque lei deve andare a lavorare. Io non avevo mai vissuto una cosa del genere, ma tranquillo Christian, che veramente penso siano praticamente nessuno ha vissuto una cosa del genere, veramente nessuno. Ciao France, ciao carissimo. Se annullano il campionato danno lo scudetto alla Juve, strano. È quella che attualmente è prima in campionato, quindi. Eh sì, devi avere un certificato, altrimenti è reato. Ciao Gigi. Sì, ma cosa autocertifichi se vai al parco che si sta facendo sport? Lo sport non è attualmente un motivo di necessità, credo. È quello il fatto. È quello il fatto. Comunque, se tu vuoi fare sport, penso che comunque lo si veda anche da come uno è vestito. Però se hai l'autocertificazione e comunque dici che vai lì per fare sport, tu comunque sei passibile di denuncia, nel senso stai compiendo quello che effettivamente adesso è un reato. Quindi non so se magari te sigillano dentro casa o cose del genere. Io l'ho stampata in casa l'autocertificazione. L'avrei stampata anch'io se avessi una stampante. Cioè, nel senso, ce l'ho, però è rotta da anni, più o meno. Ciao, futurista. Più stiamo a casa e meglio è, in modo che passi il prima possibile questa cosa. Il problema è che ci stanno veramente deficienti che non capiscono. Non capiscono, cioè, stanotte c'è stata gente nei supermercati a Roma tutta accalcata, cose veramente dell'altro mondo. Per dire, io prima sono sceso che appunto sono andato in tabaccheria a fare queste fotocopie. Io ormai abituato, come sempre, mi sono avvicinato un po' di più. C'era una signora davanti a me e questa giustamente, scusa, mi ha detto, non è per cattiveria, però mi raccomando, stiamo distanti 1 metro. Io mi sono scusato perché giustamente mi sembra talmente utopistica sta cosa, talmente una cosa di fantascienza che quasi faccio fatica a realizzarla. E quindi, vabbè, poi mi sono allontanato giustamente perché comunque è un obbligo. Ciao Fabio, ciao Music. So che i fogli per il certificato te li dà la polizia nel momento in cui ti fermano, ma io per sicurezza gliel'ho fatti stampare a mia madre, perché sia mai poi non è così, almeno lei c'ha il foglio e c'ha tutto in regola, diciamo. Anche noi l'abbiamo stampato in casa, avete fatto bene. Tu credi sia stata una buona idea sospendere il campionato? Per quanto riguarda lasciare spensierata la gente, no. Ovviamente no, perché manca, diciamolo chiaro e tondo, manca. Però è giusto che sia così, secondo me. Assolutamente. È giusto. Assolutamente giusto. Vi posso dire che io l'unica... io abito in una zona di Roma, Roma Sud, e vi posso dire che nonostante qualche giorno fa, anzi l'altro ieri, no ieri, scusate, che l'altro ieri, è arrivata la notizia che c'è stato il primo contagio, anche problemi audio. Ok, adesso si dovrebbe essere risolto. Se dovrebbe essere risolto. Per la questione di fare sport è obbligatorio farlo da solo. Vabbè, quello ovviamente. Io credo che come tutti anche i calciatori professionisti debbano lavorare, anche senza pubblico. No, sono totalmente in disaccordo perché il calciatore è un mestiere che attualmente non è
basilare per quella che riguarda la società. Quindi vivere senza calcio per adesso si può fare tranquillamente perché non è la priorità. Sinceramente me ne sbatte il cazzo che sono anche più controllati di noi. Non è la priorità adesso il calcio. Non è la priorità. Comunque stavo dicendo che mi fa strano vedere che nonostante ieri ci sia accertato il primo caso di coronavirus nella mia zona, continuo a vedere veramente tantissima gente senza mascherina. Senza alcun tipo di precauzione. Sinceramente mi fa un po' strano. Anche perché poi oggi hanno chiuso il negozio dove lavorava questa cassiera, perché tra l'altro era una cassiera che è stata infettata. E così non andiamo tanto avanti. C'era gente che stava ferma al bar. Regà, cioè, perché cazzo andate al bar? Il caffè ve lo potete fare a casa. Dai, su. Io vorrei che passasse questa cosa perché io voglio tornare a giocare. Mancano 2 giornate alla fine del campionato in cui sto giocando e ci dovremmo giocare i playoff. Lo so, Michele, però purtroppo per adesso, ripeto, il calcio non è una questione di importante, non ha la priorità, ecco. L'unica cosa positiva della sospensione del campionato è che Zenga ha più tempo per preparare la squadra. Quello sì. Sarà pesante fare questi mesi senza praticamente niente di calcio qua in Italia e soprattutto senza Cagliari. Però ripeto, c'è una priorità. Ci sono delle priorità, il calcio non è una priorità. Credo che le mascherine siano limitate, non lo so, ma a prescindere, io ho visto alcuni con la mascherina, io per esempio non avendocela, ho usato lo scaldacollo, me lo sono messo fino a qua e c'ho i guanti. Però comunque cercare di coprirsi, di fare un qualcosa, gente che proprio non gliene frega un cazzo, e poi è colpa loro. I supermercati saranno aperti anche di notte? No, aspetta, a Roma ci sono alcuni supermercati che sono H24, ma non tutti, ovviamente. Non tutti i supermercati sono H24. La mascherina non protegge dal contagio, serve solo evitare di contagiare gli altri se dovessi essere positivo al virus. Sì, ho capito, però io per esempio ho ordinato quelle che hanno il filtro e hanno il bocchettone qua. Mo' te le faccio vedere. Però non so nemmeno quando arrivano perché arriveranno tardi, molto tardi. Però io per sicurezza le ho ordinate, adesso ti faccio vedere quali sono. Io ho preso queste qua. Quindi quando mi arrivano, però comunque a prescindere dalla mascherina in sé, io sto a prendere tutte le precauzioni del caso perché non si sa mai. Ciao Roberto, ciao carissimo. La mia opinione personale sul coronavirus. Che eh, bella domanda. Non so che opinione si possa avere. A me dispiace solo il fatto che molte persone prendono la cosa un po' troppo sotto gamba. Il che non significa, cioè io non voglio che venga fatto un allarmismo, però avere la coscienza che questa è una cosa effettiva, è tangibile, lo si può vedere, però pare che alla gente non gliene frega un cazzo. Eh, e non si può andare avanti così. Pienamente d'accordo col fatto che la gente continua a prendere la situazione sotto gamba. Di questo passo andiamo al collasso come paese, assolutamente. Sì, infatti Music, sì, sì, io infatti ho preso quelle col filtro perché per forza. Ciao Riccardo, è un po' disastroso, non si vede nessuno in giro neanche all'ora di punta. Com'è che tu sappia la situazione a Roma? Allora, io sono uscito prima. Ti posso dire che se dicessi che non c'è nessuno in giro ti direi una cazzata. Perché la gente in giro, poca, veramente molto molto poca, però c'è.
La maggior parte ho visto andare in giro senza mascherina e la maggior parte delle persone che ho visto andare in giro, ma questo perché nella mia zona sono veramente tanti, sono zingari. E... Però generalmente la maggior parte delle persone effettivamente preferisce stare in casa ed è la cosa più giusta da fare. E quindi buono così. Buono così. Bisogna farsi la scorta e rimaniamo a casa, esatto. L'unica cosa positiva è che non ci assorbiamo più le conferenze spaccacoglioni di Maranni, esatto. Ieri in Sardegna c'erano 19 contagiati, ad oggi 34. Minchia. Pensi che sospenderanno come il campionato la Champions? Dipende da cosa decide la UEFA. Dipende da come si evolverà anche la situazione. In Cina sono tutti a casa, in Corea pure, gli unici stronzi cazzoni sono gli italiani che come al solito se ne fregano di tutto. Purtroppo. Secondo te i media telegiornali non la stanno gonfiando un po' troppo? È giusto non prenderla sotto gamba. Ma lo sai che c'è? È che secondo me hanno portato l'argomento un po' alla nausea. Perché ho capito che viviamo una situazione di comunque allarmismo perché è arrivato questo coronavirus. Però sinceramente io mi incomincio a romper cazzo. Perché sta a diventà pesante, nel senso si parla solo e soltanto di quello. Ma io non so come quanto parlate, se parlate con i vostri genitori, a prescindere dall'età che avete, però penso che ogni tanto, se non la maggior parte delle volte, si finisce anche a parlare del coronavirus. Sta diventando veramente una parte imprescindibile della nostra vita adesso ed è brutto, però siamo fortunati perché non so, riferendomi anche al commento di Mattia, fortunatamente viviamo in un'epoca in cui, anche se siamo tutti a casa, abbiamo la possibilità comunque di essere uniti. E non è cosa da poco, ragazzi. È una cosa veramente importantissima, perché permette di darti una parvenza di normalità che senza di quella tu non avresti. Quindi è tanta roba. Ragazzi, purtroppo la verità è è solo una, la Cina si è salvata grazie alla dittatura. Noi che non abbiamo senso civico e continuiamo a fare il cavolo che vogliamo, ci stiamo avviando verso la catastrofe. Purtroppo ti devo dare ragione, Mario, purtroppo. Un tipo correndo urlando come un disperato, la pandemia, la pandemia, la pandemia. E hanno chiesto la motivazione del gesto e lui ha detto la pandemia. Quello che ha portato via il caratterezzi, la pandemia. Che stronzata, però sì, dai. Adesso cerchiamo di farci una risata, raga. Scusami un attimo, gli europei secondo te avranno dei risentimenti? Se continua così la situazione, secondo me gli europei rischiano anche di non giocarsi. O meglio, forse le partite che si giocheranno in Italia si disputeranno a porte chiuse, però fare un europeo sparso per tutta Europa e poi giocare alcune partite a porte chiuse non ha senso di esistere. Senza contare che adesso è a rischio anche, secondo me, anche le Olimpiadi di Tokyo. E io rosico perché amo le Olimpiadi. Nel senso, se la Serie A finisse a giugno come si gioca a giugno gli europei, non ne ho idea. Non ne ho idea. Abbiamo anche un europeo itinerante che a parer mio slitterà almeno all'anno prossimo. Tu che dici? Può essere un'eventualità il far slittare l'europeo di un anno, perché per come la vedo io, adesso come adesso non è fattibile disputare una competizione di un calibro così importante come l'europeo, specialmente se è suddiviso in praticamente quasi tutti i paesi d'Europa col coronavirus, perché non so se avete saputo, comunque adesso anche la Liga ha deciso che per 2 settimane tutte le partite si disputeranno a porte chiuse. Quindi
Io sono in zona rossa e sono a casa da 4 settimane, uscendo solo nel mio paese qualche volta e rimanere a casa fa salire il nervosismo. Ti capisco, Andrea, perché è snervante, però dobbiamo comportarci così, perché è così che bisogna fare, punto. Senza se e senza ma, mi dispiace Rillo, però è così. Scusate il ruttino. La priorità è che noi e i nostri cari ne usciamo indenni da questa situazione, che Dio ce la mandi buona, esattamente. Cosa pensi qualora venga sospeso il campionato e si riparta direttamente a settembre? Zenga verrà confermato oppure Giulini cercherà un altro allenatore? Non ne ho idea, Fabio. Sinceramente non ne ho idea. Non ne ho idea. Christian, però la cosa dell'europeo l'hanno già organizzata parecchi anni fa. Ovviamente non avevano previsto che ci sarebbe stata questa epidemia, quindi non gli si può dare nemmeno colpa di questo. E infatti, stessa risposta che ha dato lo sguardo. Sì, ormai tutta Italia è zona rossa, quindi sta cosa vale un po' per tutti. Ma il tuo ragionamento di per sé non è sbagliato, Christian. Il problema è che, ovviamente, disputando anche l'europeo non in un solo posto, dai anche alla possibilità di altre nazioni, ai cittadini di altre nazioni, di poter vedere una partita d'europeo che probabilmente non avresti visto, perché magari molti non hanno la possibilità di andare fino a quel paese per poter guardare la partita. Quindi come idea a me sembrava anche molto molto bella e interessante, però ovviamente adesso sta un po' tornando contro, ecco, mettiamola così. A me dispiace se il campionato finisse perché il Cagliari non andrebbe in Europa, ma questo è il minore dei mali, Michele, guarda. Europa o non Europa, sinceramente non è importante. Ciao Zares, buon pomeriggio. Ma come fanno a finire il campionato? Non è detto che finisca. Una domanda un po' particolare. Ti piace Zenga come allenatore? Come mai da molti è considerato un pagliaccio? Non ne ho idea e sinceramente è presto per dirlo se mi piace o meno. Cambiando un attimo argomento, cosa pensi della prossima stagione del Cagliari parlando di giocatori come Nandez, Pavoletti e altri che sembrano sul piede di partenza? Regà, secondo me è presto per parlare di queste situazioni. Sinceramente non c'ho nemmeno la testa per parlare dei Cagliari, perché non ci sto più capendo un cazzo, veramente. La decisione di più nazioni era stata presa per concentrare il turismo sportivo su più nazioni e di conseguenza ampliarlo per non restringerlo ad un solo paese. L'idea era bella. Condivido il tuo pensiero. Fanculo. Ragazzi, comunque ho letto che il governo e la protezione civile hanno fatto un accordo con l'OMS che se viene dichiarata la pandemia si entra nella fase di biocontenimento di livello 4. Ciò cosa implica, Mario? Perdona la mia ignoranza. Che non possiamo più uscire di casa per nessun motivo e l'esercito prenderà in mano la nazione. Ah, praticamente tipo l'esercito che ti porta i viveri a casa, queste cose del genere, i beni di prima necessità magari, cose del genere?
Perché se è così è grave la cosa. Tu ti senti segregato in casa o esci ogni tanto? Sinceramente non ho la minima voglia di uscire, devo essere sincero, perché non mi pare il caso. Quindi, quindi no. Non mi sento segregato in casa. Oggi, per esempio, sono uscito, però se non devo uscire non esco. In ogni caso è giusta la preoccupazione, ma ci sono persone che stanno gridando al complotto e alla morte certa di tutti noi, affidandosi a giornalisti di dubbia qualità e dalla fonte dubbia. Vabbè, sinceramente era un qualcosa anche di abbastanza scontato. I classici complottisti. Lascio perdere. Ci sarà solo un membro per famiglia che potrà andare ai checkpoint istituiti dall'esercito e si potrà andare solo col kit anticontaminazione, quello tutto bianco per intenderci. Mamma mia, pare di stare dentro un film. Pare veramente di stare dentro un film, raga. Cioè, dai, rivelaci se sei ipocondriaco, Miro. Un po' hai la faccia di uno che si caga sotto per le malattie virali o no? No, non sono ipocondriaco, però mi è spuntato particolarmente un occhio di riguardo, devo essere sincero, da quando ho saputo che c'è stato il primo caso qua nella mia zona. Ok, quindi fai conto, io per esempio sono sempre stato uno che si lavava costantemente le mani, sempre fatto. Però ti posso dire che da quando ho scoperto che c'è stato il primo caso di coronavirus qua nella mia zona, ho cominciato a lavarmi frequentemente le mani, ho cominciato a stare un po' più attento, però se ti devo dire che mi sto cagando sotto, sinceramente no. Non mi sto cagando sotto. No dai, ora è troppo. Il coronavirus non verrà dichiarata come pandemia perché non ha le capacità per diventarlo, quindi calma. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Non so se avete mai visto la serie TV The Rain. Sì, io l'ho vista su Netflix. La letalità lì era al 100%, non come il coronavirus, ma molte scene me lo stanno ricordando parecchio. La gente inizia ad odiarsi, non si esce, eccetera. Purtroppo sì. Effettivamente lo ricordo. Secondo me è meglio non scherzarci su sta cosa. E non so se hai avuto maniera di vederlo. Bello Figo ha fatto una canzone sul coronavirus e secondo me è da coglioni. Michela, devi ragionare con l'idea di chi fa le cose perché sa che scatenerà una reazione e quindi è fatta apposta. Ah. Ma se potessi sbilanciarti, per te il campionato si finirà, risolveremo? Non lo so, non lo so, ripeto, sinceramente non è la priorità pensare al campionato, raga. Non è veramente la priorità. Quello che decideranno di fare col campionato lo deciderà il CONI, la FIGC, non lo so, ma non è di importanza,
non è di grande importanza per adesso, ecco. Anche Fabio, tu hai sollevato un problema molto molto grave. Anche quello è un problema grave. Sì, l'importante è che non usciamo indenni. Oggi al lavoro da mio padre lavora come un share in comune, è arrivata una persona proveniente da Monza, zona rossa, che doveva fare un documento. Hanno chiamato i carabinieri perché è reato non stare in quarantena se provieni da una zona rossa. Sì, in effetti pure lui è un bel coglione, eh. Ovviamente no, tuo padre, il tizio di Monza, deficiente. Stare a casa qui, stare a casa lì. Intanto io oggi le consegne le ho fatte ovviamente con le dovute precauzioni fornite dall'azienda, ma io resto a casa, purtroppo non vale per tutti. Purtroppo lo so, dipende anche da quanto importante è il lavoro per la società, lo sguardo. Io adesso non so che lavoro fai, parlando di consegne posso presumere che tu faccia il corriere o cose di questo tipo. Però purtroppo ci sono dei lavori che non si possono fermare veramente. Mi dispiace perché poi ovviamente... Ma tu non stai andando al lavoro? No, perché io lavoro come addetto mensa nelle scuole e le scuole sono chiuse. E se potessi sbilanciarti per Parma-Spal, ridicoli, li hanno fermati per 40 minuti prima dell'inizio del match. Ma... Lì è stata una... Mi sembra una grande stronzata, non c'era motivo per bloccarlo. Bah, non lo so, non so. C'è disorganizzazione per te? Abbastanza, ma più che disorganizzazione le cose non stanno venendo fatte nella maniera più corretta. Bisognerebbe essere più controllati. Io capisco le consegne di beni primari come cibo e prodotti farmaceutici, ma non mi pare il caso di farmi consegnare le stronzatine di Wish. Quindi presumo tu faccia il corriere. Magari lavori per Poste Italiane, però se lavori per Poste Italiane non credo tu possa consegnare, o fai il camionista. Probabile che puoi fare anche il camionista. Comunque sì, le consegne dei beni primari e farmaci e quant'altro deve essere la priorità e deve essere una cosa continuativa. Nel senso, secondo me chi ha scelto di fare questo lavoro sa anche l'importanza che c'ha per la società e purtroppo sono cose che è impossibile da far fermare. Mi ricordo che mesi fa ci dicesti che aspettavi un pacco da Wish. No, mai ordinato su Wish. Anzi, sì, di cinesi, sì, ma non è Wish. Ah, la maglia del Cagliari da un sito cinese, sì, di H-Gate era il sito. Però poi ho annullato l'ordine. Ho annullato l'ordine e quindi non mi arriva. No, io lavoro alle poste e non consegno beni primari, proprio questo dico. Capisco gli altri che consegnano la spesa. Però per dirti, per esempio, io ho ordinato quelle mascherine e a me mi arriveranno con la posta, quelle col filtro, perché nessuno le vende qui da me. Quindi io da una parte faccio anche affidamento su quello che è il tuo lavoro. È una situazione veramente bastarda perché c'entrano di mezzo tutti. Comunque la cosa più assurda è che fermi il campionato per non mettere a rischio la salute dei calciatori e poi li fai giocare in Europa. Che senso ha? Purtroppo quella non è sotto giurisdizione della UEFA, cioè della FIGC. Ovviamente la FIGC può anche dire all'Atalanta, alla Roma, non andate a giocare in Europa. Però secondo te loro non vanno a giocare la Champions League o l'Europa League? Lì è la UEFA.
lì è la UEFA che decide, la FIGC non può fare niente, né la FIGC né il CONI. Ho 16 anni, Miro, e vado all'alberghiero e con molti ragazzini miei compagni non amano la scuola e sono felici. Ti capisco, ti capisco. Tra l'altro ho fatto anch'io l'alberghiero. Esci con le mascherine tu, Miro? Purtroppo non ce le ho. Non ce le ho. Infatti ne ho ordinate 2 su internet, una per mia madre e una per me. Perché così io cerco comunque di non uscire, però nell'eventualità che avessi bisogno di uscire, comunque ho la mascherina col filtro perché così almeno posso uscire senza problemi, ovviamente con guanti annessi e quant'altro. In questo momento le mascherine sono considerate necessità e ci sta a consegnarle per salvaguardare la salute di tutti, quello assolutamente sì. Però non so se vengono segnate come mascherine, non lo so. Ragazzi, qua a Milano una mascherina costa 30 euro in farmacia, siamo alla follia. Ma mascherina quella col filtro? Sono disposto a lavorare il doppio appena finisce tutto per consegnare tutto il materiale che non riguarda la necessità. Sì. E in questo, guarda, ti ammiro veramente tantissimo perché nonostante tutto stai facendo il tuo lavoro, quindi te lo dico a livello proprio personale, quindi veramente ti stimo tantissimo, veramente. Se ti annoi giochi alla Play. Calcola che a me la Play mi si è rotta il giorno del mio compleanno e una settimana dopo sono andato a vendere tutti i giochi che avevo. Tutti. Li ho venduti tutti. Quindi non ho più la Play. Se non ricordo male tu vivi all'Euro, alla Maiana. Vivo alla Maiana, sì. Io sono bolognese e non so benissimo i quartieri romani. Che dici? Com'è la situazione nel tuo quartiere? Ciao Luke, diciamo che nel mio quartiere, per quello che ho visto adesso, non c'è veramente poca gente in giro rispetto al quello che sarebbe la norma, ecco. Quindi vedo che comunque c'è gente che ha capito che è meglio rimanere a casa. Però c'è anche tantissima altra gente che si fa tranquillamente e beatamente i cazzi suoi, che continua ad andare in giro senza mascherina ed è una cosa che sinceramente non va fatta. Poi all'Eur non so com'è la situazione, dovrei chiedere a mia madre perché lei lavora all'Eur, quindi non saprei. Non potevi ripararla, non c'avevo i soldi per ripararla, quindi ho preferito vendere. Cioè, la Play non l'ho venduta, ho venduto solo i giochi. La Play ce l'ho ancora là perché non so nemmeno da cosa è causato il danno, però c'ha 10 anni quella Play. Anzi, c'ha 11 anni perché è del 2009, quindi figuriamoci. Quindi sto senza PlayStation. Mi piacerebbe perché poi io sono un malato di FIFA, quindi sono veramente un malato di FIFA. Su FIFA 15 alla Play 3 non è per vantarmi, però veramente c'erano pochissime persone che mi riuscivano a battere online, ma veramente poche. E io usavo il Cagliari, rompevo il culo a tutti, tranne quelli che poi giocavano con le squadre modificate, che si erano modificati tutti i giocatori a 99, contro quelli non ce la facevo. Però tutti gli altri, la maggior parte delle volte vincevo. Avevo la Play 3 Slim, PlayStation 3 Slim. Io ho il Game Boy perfettamente funzionante dal 95, ma il Game Boy quello mattone, io ce l'avevo, me l'ha regalato mio cugino quando ero piccolo.
Pesava un fottio quel Game Boy. C'era una cosa spessa così, era bestiale. Bestiale. Sì, quello rosso. È il Game Boy Color pure. Intanto ciao Giorgio. Ciao carissimo. Intanto regà, chiamo mia madre al telefono per chiedere se mi porta una sigaretta. Oh ma? Ma? Me porti una sigaretta per favore? Ho capito. Me può fare sto favore? Eh. Thank you very grazie. Mi ha mandato a fare in culo. Io non avendoci più le sigarette, c'ho l'Aicos, c'ho queste qua. Fumi le Camel già. Bah, schifo. Le Camel gialle per carità. Mamma mia. Quando eri piccola avevi il Tamagotchi. Troppi non ammazzati io dei Tamagotchi. Quanto aspetti per... guarda, ti posso dire che questi sono pacchetti da 20 e io queste mi sono prefissato di fumarne massimo 4 al giorno. Cioè, 4 al giorno ne devo fumare. Quindi faccio così per farmele durare 5 giorni. E infatti, guarda un po' che c'ho qui. C'ho la scorta. Esatto, il trinciato di mia madre poi. Che devo essere sincero mi fa anche un po' schifo, eh. Perché lei fuma il Lucky Strike rosso, io fumavo il Pueblo troppo leggero. Troppo leggero per i gusti miei. Però sì, ma io perché ho gentilissimo. Mi hanno chiesto com'è la situazione all'euro per il coronavirus. Come qui. Con meno zingari però all'euro. Ok. Bei tempi gli anni 90, altro che il primo ventennio del 2000 tra epidemie e sminchiamento del pianeta Terra con lo scioglimento dei ghiacciai. Quindi fumi solo 4 sigarette al giorno? Dell'Aicos sì. Dell'Aicos sì. Che cazzo hai preso, Franci? E come puoi vedere, a me per oggi me ne sono rimaste 2, soltanto 2, quindi ah, poi la seconda volta ho fumato una Camel Blue, ma dopo quelle 2 volte non ho più fumato. Se
Se non fumi è meglio, fidate. E alcuni di voi non hanno conosciuto le Diana blu, plastica. Mia madre si fumava le Diana rosse. Le Diana rosse. Pacchetto duro. Mia madre si fumava le Diana rosse, mi ricordo che gli fregavo pure. Io non ho conosciuto le sigarette. Bravo, bravo Giorgio. Anche se non so mai se quello che dici è sarcasmo o meno, però nel dubbio bravo. Ah, vedi? Dimmi Riccardo, dimmi tutto. Ok, Gio, con te non si sa mai. Con te non si sa mai. Buono, buono. Meglio così. Anche perché è una spesa. Alle 18 su 51 c'è il nuovo comunicato della Protezione Civile sui contagi e i morti. Lo seguirai? Sinceramente no. So che c'è anche su YouTube, me ne so visto qualcuno, però se ne parla già tanto. So che c'è e a me basta sapere che c'è. Quindi mi attengo a quelle che sono le precauzioni, stop. Poi non ne voglio più sentir parlare. Posso sapere la tua sulla prima sigaretta che hai fumato? Io ero dietro la palestra del mio liceo classico a Bologna. Allora, ti posso dire che dovrei essere family friendly, ma mi piace essere sincero più che family friendly. Quindi sarò sincero con voi. Io la prima sigaretta che ho fumato l'ho fumata quando avevo 10 anni. Me lo ricordo, stavo in quinta elementare e era una Camel blu di un pacchetto da 10, ancora me lo ricordo, che aveva un mio amico che si era trasferito da poco, pensa un po', in Sardegna, a Tortolista ancora. Era tornato a Roma e praticamente stavamo nel garage dietro casa mia. Ci siamo fumati questa sigaretta, però te posso dire che il mio primo tiro di sigaretta è stato questo, te lo faccio vedere. E io infatti, tra me e me, pensavo, ma perché la gente tossisce e io no? Non fa tossire la sigaretta, grazie al cazzo che non fa tossire, non ho aspirato. e, e quindi quella è stata la mia prima sigaretta. Poi la prima volta che ho aspirato è stato rispettivamente tardi da quando ho cominciato a fumare, che è paradossale. È stato veramente molto tardi. Però la prima sigaretta sì, è stata così. Io la prima volta che ho fumato ti posso dire che ho fumato veramente, mi girava da morire la testa. Da morire, ma proprio un giramento di testa bestiale. Seriamente ho cominciato a fumare 6-7 anni fa. A fumare seriamente. Però a fumare in generale una decina d'anni. 10. 2014. 2013-2014, mettiamola così. Io ho provato il tabacco Old Holborn, non potevo fare cagata più grande quando l'ho comprato. Ormai l'ho e lo finisco. L'Old Holborn è buono il blu. Mi ricordo io l'avevo preso quando stavo in stage a Sestri Levante. Troppo umido per i miei gusti. Troppo. Però non è male. Mai
mai umido quanto il Golden Virginia, che quello è praticamente acqua che spacciano per tabacco, perché quella è la cosa più umida che abbia mai sentito in vita mia, pure più dell'acqua. Nel 2006, coglioni così. Mi sa pure un anno prima, Ricca, mi sa pure un anno prima. Io la prima è il 31 dicembre del 98, una Marlboro rossa. Mazza, hai cominciato subito Corbotto Music. Il tuo amico pensa essere anche una grande persona, ma ha torto lì. Che vuol dire? Eh? In che senso? Non ho capito il tuo commento, Giorgio. Chissà perché, come mai a Calasargo. In effetti è strano, eh. Infatti mo mi sembra andato a fare una passeggiata, eh. Mm. Ci racconti la tua... In che senso? Quale prima volta, Christian? Fanculo, Giorgio. Ma questo non so io che te do retta, eh. Io l'unica cosa che non fumerò mai sono le canne. Ma non devi proprio fumare. Vado prima le volte a livello e se è censurato da solo. Voi volete sapere quella prima volta? Sì, sì, ha iniziato proprio col botto dei music, subito, Marlboro rossa, vai. Lo svezziamo così. Ah, ok. Hai mai provato le canne? Assolutamente sì. Allora, non posso dirlo. Non posso dirlo, ragazzi. Non posso. Cioè, ve lo direi volentieri, però purtroppo non posso. Se no ve l'avrei detto, fidatevi. Come mai non sei mai andato in Sardegna nemmeno in vacanza? Perché costa. Costa tanto. Non posso di niente, Roberto, veramente. Non perché non voglio, fosse per me ve lo direi pure. È che non posso proprio. Te tutto nel 98 hai fatto music. Ti sei concentrato su quell'anno, ti sei fossilizzato. Hai detto st'anno faccio tutto. Quanto hai festeggiato dopo l'esonero di Maran? Molto meno di quello che mi aspettassi. Molto, molto meno. Ce l'hai già detto, ma non me pare. Vabbè che ho l'Alzheimer, però. Tanto, regà, leggo un attimo un articolo di OneFootball che mi ha incuriosito il titolo. Allora. Ah, ok. Ti sei mai ubriacato? No, assolutamente no.
Non mi sono mai ubriacato. Hai 18 anni e ci hai detto che non c'è un'età esatta, comunque a 18 anni tuoi. Non dire cazzate, nel 2014. Non so da dove hai preso queste informazioni, Ricca, però no. Hai mai suonato un campanello per poi scappare? Assolutamente sì. Sia campanelli che citofoni. Quando uscì l'ufficiale all'esame di Maran ero al telefono con la mia ragazza. Ma poi playoff scudetto chi li farebbe, scusate? Attualmente secondo me avrebbe senso fare solo una sfida secca Lazio contro Juve, non sarebbe giusto far partecipare altre squadre. Comunque c'è la possibilità che sospendano il campionato definitivamente, non daranno lo scudetto e il prossimo anno sarà 22 squadre. Guarda, ho letto adesso l'eventualità. Per quanto riguarda i playoff scudetto, non lo so, perché comunque devo andare. Riccardo, vedi un po' che devi fare, Vedi un po' che devi fare. Allora, ok, l'Inter effettivamente ha una partita da recuperare, ma anche qualora la recuperasse non andrebbe a pari punti con la Lazio, quindi effettivamente se playoff scudetto deve essere una partita tra Juve e Lazio. Però è veramente incasinatissima la situazione. È veramente incasinatissima. Chi retrocede per te? Secondo me la SPAL è già retrocessa. Il Brescia e poi secondo me una tra Genoa e Samp. La butto lì. Tanto ogni volta io cambio squadre. Quando c'è il derby Roma-Lazio, sei neutrale o tifi la Lazio? Assolutamente sono per la Lazio quando c'è Roma-Lazio. Però se tipo c'è un Roma-Lazio e a noi serve che per esempio la Roma vince, sto tutta la vita con la Roma. Mi stanno sul cazzo, ma se devono essere comodi, diciamo, sto dalla loro parte. Che poi, regà, guardate che cazzo di pubblicità mi compaiono. Pare che devo fare la terza guerra mondiale. Fantastico. Allora, però è vero che i laziali a Roma hanno origini burine, nel senso che sono tutti provinciali. Mio cugino è zona Cornelia e me l'ha confermato. È una grandissima stronzata, te lo posso assicurare. Ti posso assicurare che fuori Roma ci sono tifosi laziali come ci sono tifosi romanisti, così come dentro Roma ci sono tifosi laziali e tifosi romanisti. Effettivamente ci sono molti più romanisti che laziali, quello senza ombra di dubbio, però non so i laziali burini. C'è anche la credenza che a Roma Nord siano tutti laziali e a Roma Sud siano tutti romanisti, ma anche quella è una falsa diceria, assolutamente falsa. E come mai lo dicono pure loro? So dicerie per sfottò.
per sfottere. Se calcoli che comunque la Lazio è nata in una delle piazze principali di Roma, per dirti. Ma al massimo è il contrario, cioè in teoria la Lazio è la squadra nobile e la Roma è quella del popolo, ma secondo me adesso non vale più nemmeno questa. Prima era così effettivamente, Mario, prima era così. In queste settimane seguirà il calcio estero probabile. Ciao Music, alla prossima. Comunque Giorgio sì, è lui. Scusate un attimo ragazzi. Eccomi. Regà, per sapere, per curiosità così, voi come state ingannando il tempo in questo periodo di quarantena? Cosa state facendo? Che ne so, vi state guardando le serie? State giocando? Non lo so, che state a fa'? Più o meno quello che facevo prima, un cazzo quindi. Più o meno come me. Cristiano YouTube, giustamente. Se ti piace il genere gangster, vediti 000 su Sky, è una figata. Non mi fa impazzire la roba gangsta, ma tanto qui ha voglia di tempo da spendere, quindi può essere che me lo guardo. Io giocando alla Play su FIFA 19 su PS4. Poi cucini e compiti, onesto. E tanto video non ne stanno uscì più, anche perché sinceramente c'ho proprio zero voglia di fare video. Preferisco fare live adesso come adesso. Francesco fa quello che faceva prima, però senza uscire, pure quello ci sta. Onesto, onesto. Non lo so, Roberto, lo sai? Non lo so. Ah, guardi quelli passati, i recuperi. Madonna, raga, c'avete tutti a Play 4, mi fate rosicare, vaffanculo. Posso sapere perché i romanisti dicono che i laziali portano il calcio in città? Ma poi cos'è il calcio? Perché sono considerati provinciali? Allora, ehm, penso che viene detto che portano il calcio in città perché i romanisti dicono che i laziali sono burini. Il cacio è un formaggio e vengono considerati provinciali, sinceramente non so, forse perché sono meno i tifosi della Lazio di quelli della Roma. Probabilmente per quello. Cosa pensi sulle questioni carceri? Avevo espresso un semi-pensiero nella live di ieri e secondo me c'è bisogno di farle sfollare un pochino, mettere tipo agli arresti domiciliari gente che ha dei reati minori ma che comunque gli era stata data una condanna da scontare in carcere. Quindi cercare di limitare un po' i danni.
Certo, da fuori capisco che è anche giusta la decisione che è stata presa di bloccare le visite, però se mi metto comunque nella parte di un carcerato e mi immedesimo, capisco che, che la cosa è tosta, che la cosa è veramente tosta. Ho iniziato a giocare a Minecraft, giusto? Però non anche io la Play 4. Ma siamo in due, Francesco. Oddio, questo Franco di Jacqueline. Beh, io non riesco a capire come se fa a chiamarsi uno così, se è tuo cugino. Come cazzo fa uno a chiamarsi Franco di Jacqueline? O io cerco su Google Franco di Jacqueline. Immagini. Ma hai detto tu che era tuo cugino? Ma Jacqueline che cazzo è? È un programma? È una serie? Che è? Madonna Giorgio che hai tirato fuori. Aerobrand? Ah, questi bug. Ciao Francesco. Peccato che The Last of Us esce a maggio, altrimenti l'avrei già finito. Mamma mia, Last of Us è uno di quei giochi che vorrei assolutamente giocare. Madonna mia, lo vorrei troppo giocare. Mi ispira veramente tantissimo. Mi ispira veramente tanto. È un no. Io non ho trovato niente su internet. Mi dispiace per sto Franco de Jacqueline. Non mi ricordo che tipo di gioco è, Michele, quindi non ti saprei dire. Però The Last of Us mi ispira veramente troppo, cioè giocherei, cioè penso che mo manierei quel gioco. Io l'unico gioco per la Play che mi so tenuto, perché me li so venduti tutti, tranne uno solo, perché è tipo il mio gioco preferito in assoluto, me lo comprai in special edition, in limited edition, e la confezione mi piaceva troppo, quindi col cazzo che l'ho venduta. Quello rimarrà per sempre con me, quel gioco. Me lo porterò dentro la tomba. Ma una colletta per regalargli la PS4? A te pare, Giorgio? Ti pare? Con tutti i problemi che ci stanno adesso, pensi a fare una colletta per comprarmi la Play 4? Ma dai, su. Se dovete spendere i soldi, spendeteli per altre cose, no per farmi una Play 4. Un mio amico ce l'ha della Last of Us e a me mi piacerebbe troppo provarlo. Mi piacerebbe tipo troppo. Comunque Miro sei un grande per sta cosa che hai detto, rispetto per te. Perché che ho detto? L'ha pure finito. Vabbè, prima o poi finiscono i giochi. Ma chi se ne frega delle altre cose? In questo momento bisogna pensare alle cose di prima necessità come la Play 4. Eh sì, infatti, perché è proprio un bene di prima necessità la Play 4. Sì, effettivamente. Comunque a maggio esce il 2, il primo l'ho finito ed è spettacolare. Immagino, immagino.
Ah, pure te sei malato di FIFA, Michel? Però a me... Io sono malato di FIFA, ma per esempio Ultimate Team non lo giocherei mai. Mi fa cagare. Ciao Roberto! Hai mai giocato a Medieval? No, mai giocato. Ho giocato veramente a pochissimi giochi io, perché io principalmente sono un patito di giochi sportivi. Io calcolate, c'avevo il gioco delle Olimpiadi di Pechino, Olimpiadi di Vancouver invernali, gioco dei mondiali, i FIFA tutti dal 2009 al 2015. C'avevo un PES 2010 comprato in Inghilterra a tipo 25 sterline. Scusa, questo periodo in cui si è costretti a casa, hai detto tu stesso che bisogna trovare uno svago, no? PS4. Sì, ho capito, però ci stanno tante persone che ci hanno bisogno. Non mi pare che la Play 4 per uno svago mio sia la priorità. Anche WWE 2K20, dato che a me il wrestling mi piace, ci giocherei volentieri. Io su FIFA non ci ho mai giocato online. Io gioco praticamente solo e soltanto online se non faccio la carriera su FIFA. Svago tu, no, quello sì, però sinceramente non mi pare nemmeno il caso. Sarebbe un onore, addirittura. Addirittura. Ciao Dani. Senza FIFA ti risparmi una miriade di bestemmie e robe distrutte. Ma io non sono mai stato uno che bestemmia, spacca tutto. Gali ha detto che ci vorranno 3 mesi per vedere la luce, prepariamoci a una lunga quarantena. Si prenderanno il tempo che serve. Cosa ne pensi di questa situazione che stiamo vivendo? Che dobbiamo fare tutti dei sacrifici. Dobbiamo stare a casa, punto. Senza se e senza ma. Ma se si unissero FIFA e PES verrebbe fuori un qualcosa di osceno. E a me fa schifo il fatto che le licenze stiano andando a puttane. Piemonte Calcio. Che schifo. Io su FIFA faccio quasi solo carriera giocatore. Beh, sicuramente io farei sia la carriera che giocherei online, però principalmente giocherei online. Perché la carriera effettivamente è troppo facile. Poi certo, se l'EA rovina tutto. Se la 2K facesse un gioco di calcio sarebbe l'ideale, secondo me. Ma vai a vedere la 2K che cazzo ha combinato con WWE 2K20. Ha fatto un bordello, è pieno di bug quel gioco. È pieno di bug quel gioco. Pieno zeppo. Ti piace GTA? Sì. Infatti mi ha fatto male al cuore venderlo. Mi ha fatto veramente male al cuore. FIFA Street pure. Ogni settimana aggiungono 50 carte speciali, si è letteralmente sommersi da giocatori colorati. Ma ti riferisci all'Ultimate Team, Giorgio? Presumo.
Ma a me dell'Ultimate Team, per esempio, me ne sbatte il cazzo perché è una modalità che non mi è mai piaciuta. Ci ho giocato su FIFA 11, che era praticamente appena uscito, ma già da lì ho capito che non faceva il caso mio qua la modalità. Hai giocato a Red Dead Redemption? Red Dead Redemption ci ho giocato ai tempi, sì, della Play 3, ce l'avevo, però non me lo ricordo benissimo, mi ricordo solo che mi divertivo a scoiare i cavalli, quello sì. Ciao Simo, buon proseguimento anche a te. GTA 6 uscirà nei prossimi anni. Hai visto qualche video su YouTube? Non so se sono ufficiali i video che girano, però non li ho visti. Ti posso fare una domanda importante? Assolutamente sì, Christian, io sono qui apposta. Io ora sto giocando solo a Pro Club, ma è lo schifo pure quello. Pro Club mi divertirebbe giocarci. Fai draft, per esempio i draft, quelli li farei. I draft sì, ma l'Ultimate Team in generale no. Mi fa cagare. Mi fa veramente cagare. Hai avuto solo la PS3? No, in passato ho avuto pure la Play 2 e la Play 1. Adesso sì, cioè non c'ho nemmeno più la Play 3, però sì, diciamo di sì. Scusate. Hai mai pensato di fare un video dissing contro un altro youtuber? Assolutamente no. Chi segui tra i gameplay su YouTube? Falcone. Io ho la 2, quella gigante. Io avevo la Slim, che ho regalato qualche annetto fa al figlio di un'amica di mia madre. Quindi nemmeno con la 2 posso giocare volendo. La PS1 non ce l'ho proprio. Quindi praticamente la mia voglia di giocare è cioè non posso soddisfarla perché anche Football Manager gira veramente di merda sul computer. Quindi non è proprio fattibile. Ovviamente quando è che ti vengono le voglie di giocare ai giochi? Quando non c'è la possibilità di giocarci. Ma è ovvio. Era scontato che fosse così, no? Vabbè, resisteremo. Comunque se vai su Subito una Play 3 oggi la paghi 50 euro. Ma non è il fatto della Play 3 che costa poco. Sinceramente non ho la possibilità di spendere 50 euro. Nel senso, ho un po' di soldi da parte, ma mi servono per comprare proprio le cose più importanti. Quindi non mi pare nemmeno il caso di spendere 50 euro. Perché effettivamente ce li avrei da poterli spendere, ma non mi va di spenderli per la Play 3. Me ne sono rimasti veramente pochi e non avendoci nemmeno più un lavoro, me li devo tenere. Sono riuscito a fare un cumulo dei soldi che tra compleanno e Natale sono riuscito a mettere da parte, perché tanto sapevo che poi da gennaio in poi il lavoro era ancora più precario di quello che già era, quindi diciamo che un po' dei soldi me li sono riuscito a mettere da parte, però ripeto, so veramente cose, li uso per cose indispensabili. Come la situa? Qua a Roma, Roberto? Tu intendi qua a Roma? Sei nato a gennaio? No, io sono nato a novembre.
Sono nato a novembre, però con il fatto che comunque tra il compleanno mio e il Natale passa un mese e mezzo praticamente, sono riuscito a mettere i soldi da parte sia dal compleanno che dal Natale e sono riuscito a racimolare qualcosina. Ma con YouTube si guadagna qualcosa? Tecnicamente sì, il problema è che se io volessi effettivamente ritirare quello che ho guadagnato, che si aggira all'incirca sui 140 euro dall'agosto scorso, da agosto 2018, credo, dovrei aprire una partita IVA perché comunque ci dovrei pagare le tasse e quindi capisci che il gioco non vale la candela e qualora li ritirassi subito Equitalia gli devi ridare il doppio di quello che ti sei preso, quindi non mi pare il caso. Quando si tratta di queste cose mi cago abbastanza sotto, quindi evito di fare cazzate. Infatti sono andato pure a un CAF per sentire quello che dovevo fare, però mi hanno detto appunto che se li volevo percepire dovevo per forza aprire la partita IVA. E non è il caso. Ti piace Zenga? Ancora troppo presto per giudicarlo e penso nemmeno ci sarà tempo per poterlo fare. Ciao Sniper! A Roma la situazione ormai è come tutta Italia. C'è gente che preferisce stare a casa e gente che non gliene frega un cazzo e va in giro, senza mascherina, senza niente. Un po' così. Però siamo fortunati perché abbiamo uno strumento come internet a nostra disposizione, quindi bah. Gelosia di cosa? Hai mai sentito parlare di Azar? L'applicazione, sì. Qua a Cagliari ristoranti e attività come saloni di parrucchiere e beauty center stanno chiudendo. Ti posso dire che per esempio il ragazzo, sì, il cugino della mia ragazza, che ha un negozio di barbiere, c'ha un barbiere, cioè è un barbiere, ha chiuso. Quindi anche qui alcuni stanno chiudendo. Pensiamo che ai nostri nonni 100 anni fa gli ordinavano di andare in guerra a morire e noi stanno solo chiedendo di stare in casa, ce la possiamo fare? Ma sì, infatti, assolutamente. Niente comunque, Cristo, guarda Sky Sport 24, anche perché non è che c'è tantissimo da guardare. Sì, per forza. Ma sti lavori che prevedono contatto col pubblico è giusto che chiudano. Per forza, non c'è sta troppo da fare. Comunque ragazzi io penso che verso le 6:30, se non anche prima, chiudo la live, Che palle, raga. Non mai ti fatto noie. Veni voglia di giocare a FIFA, vaffanculo. Ciao Mattia. Stanotte guarda la partita. Sicuro. Meno male che siamo un nerd gamer e qualcosa da fare lo troviamo sempre. Beati voi. Voi qualcosa potete fare.
Voi qualcosa potete giocare. Oggi non è partita. Non ti piacciono i videogame? Sì che mi piacciono, solo che non c'ho nessuna console. È quello il fatto. Ho il PC, ma volendo potrei giocare a coso, a Football Manager, ma avendo la RAM di un criceto morto sto computer, lagga bestia e non è fattibile giocarci. Eh, bah. E vabbè, Sniper, l'importante è che c'ha la salute. L'importante è quello, dai. Oggi 168 decessi. No, raga, non ci pensate. Basta sta attenti. Si sta attenti, si rimane in casa e basta. L'importante è quello, Sniper, alla fine. Certo, una partitella a FIFA me la farei molto molto volentieri, Però però no, non si può. Ma la partita della Dea la danno in diretta, sì. Cioè, non so se la danno su Italia 1 o su Canale 5, però su Sky la danno. Guarda, mo vado a vedere se su Canale 5 Italia 1 la danno. La danno su Canale 5, Valencia-Atalanta. Ah, che bello scrocchio che ha fatto. Ah. Oggi si tifa Atalanta. Madonna che palle, raga. Raga, a sto punto penso che chiudo la live. Penso che chiudo la live tanto. Miguel, quel video è bellissimo. Quanto ho goduto. Anche a me, Sniper. Che lavoro facevo ormai. L'ha detto Mensa nelle scuole elementari. E anche perché poi adesso hanno allungato fino al 3 aprile la chiusura delle scuole, come è giusto che sia. Vabbè, speriamo che finito questo riuscirò a trovare qualcosa, perché se no la situazione diventa molto molto grave, però non deprimiamoci, dai. Niente, raga, io vi saluto, vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Un bacione, sempre Forza Cagliari e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.